Si conclude a Montegalda la prima fase del progetto Beleafing, un progetto che prevede la messa a dimora nell'area iberica di 10.000 alberi. La mappatura degli alberi nell'area iberica si allarga sempre di più e Beleafing ritorna a Montegalda. Dopo essere approdato ad Albettone, Arcugnano, Barbarano Mossano, Castignero, Grisignano, Longare, Nanto, Orgiano e Villaga, chiude la prima parte del progetto che ripartirà a settembre. Beleafing è il sito nel quale è possibile prenotare e far piantare gratuitamente a casa propria uno dei 10.000 alberi messi a disposizione dal progetto antismog. Il verde è vita, lo ricordano gli amministratori, i promotori della piattaforma che danno l'esempio e che ricordano che vivere circondati dal verde, respirando aria fresca, è il sogno di molti e il privilegio di pochi. L'area iberica è già dotata di un grandissimo patrimonio naturalistico e poterlo incrementare con ulteriori piantumazioni sicuramente avrà un effetto positivo, sia dal punto di vista psicologico perché il verde aiuta a stare meglio, sia dal punto di vista ambientale perché consente una serie di benefici ambientali. Piantumare un albero non è difficile, anzi, come dimostrano i 10 sindaci che hanno detto sì alla campagna di sensibilizzazione. L'iniziativa di Beleafing è un'iniziativa molto importante ed è bello che 10 comuni dell'area iberica tutti assieme l'abbiano realizzata. È un esempio per tutta la nostra provincia di Vicenza. Beleafing sostiene la lotta al cambiamento climatico.